diario di un disertore è dedicato a una madre, alle assenze e alle separazioni che si susseguono, dissipando parole affettuose e amorevoli, per ritrovarle in queste pagine. Questo diario è dedicato a mia madre, la poetessa Maria Gemma Bonanno. Questo diario, scritto ai piedi dell'Etna, desidera prendersi cura di quelle ferite che sono alla ricerca di una forma espressiva capace di risuonare con il vissuto che ha potuto determinare la condizione del mio animo e tutti quei possibili destini dell'avventura disconosciuta della mia esistenza. È uno spazio di parola, dove esperienze estreme, subite nel corpo e riscritte con il linguaggio del mito, sono in cerca di un rinnovamento. Non lo so, una rinascita simbolica per riconciliare l'amore verso me stesso e verso gli altri, con la consapevolezza dell'avversione del mondo per chi dissente, dalle consuetudini, dalle abitudini che ci controllano e reprimono il nostro futuro. L'esperienza viva di difficoltà e impedimenti, di benefici e giovamenti, assume la forma di uno spazio di coscienza, il cui baricentro coincide con il dissenso poetico compreso fra le curve geometriche delle nostre certezze e le equazioni algebriche dei convincimenti che in qualche modo ci riguardano e ci guidano. L'insubordinazione compiuta da militare, considerata solo per questo come maggiormente rilevante e imperdonabile. Una diserzione volta a manifestare dei sentimenti e dei valori contrastanti con l'istituto della coscrizione e gli apparati militari, fondano la loro dissidenza su una solidarietà etica. Ecco, in questo spirito di insubordinazione alla distruzione delle guerre, nella diserzione da quelle emozioni che non siano vicine all'indignazione e alla vicinanza con le vittime e i sopravvissuti delle violenze umane, risiede la mia dissidenza antimilitaristica e pacifista. La dissidenza poetica di queste pagine è generata dalla solidarietà etica, l'essere solidali con tutta l'umanità, che ha trasformato me stesso e il mio impegno culturale e sociale, che mi ha reso responsabile e rispettoso dei diritti umani fondamentali e universali, quando la realtà che mi circonda insidia la fiducia nella mia inclinazione e nella capacità degli esseri umani di desiderare e andare alla ricerca di una visione diversa dell'esistenza, la dissidenza poetica si sostituisce alla competizione nell'aggressività, esplorando l'incontro umano. Quando viene meno la speranza di generare sentimenti di solidarietà e reciprocità planetari, la dissidenza poetica assume la forma collettiva dell'amore, quell'amore che mi permette di sperimentare e conoscere differentemente il mondo. Io lo spero tanto, di sollecitare la necessità fondamentale di contrastare il conflitto che nasce da una prepotenza disumana, di suscitare l'impellenza di affrancarsi dai miti tossici portatori di violenze, disertando l'insostenibile fascino dell'amore per il potere, un potere eretto sull'insegnamento e sull'apprendimento della violenza. Io non so se nascere ai piedi del vulcano Etna abbia condiziato questi sentimenti imprescrittibili. Sono tuttavia persuaso che a partire da questo luogo ho iniziato a ricomporre il mio passato attraverso la scrittura di questo diario. Risvegliare energie creative dall'illusione di un ego, vantaggioso nel controllo delle pulsioni e delle esigenze sociali di una persona, ma talmente invadente da imporre dogmaticamente dei modelli culturali ed educativi, significa ancora oggi non temere di disertare una coscienza ordinaria per pensare l'impensato,
La dissidenza poetica è vitale. È imprescindibile vocazione soggettiva a trascendere l'esperienza di ogni singola persona. È uno spazio di approdo inquieto e riluttante verso le assurdità del mondo. Non supplisce una realtà sconfortante, al contrario, la sua immaginazione creatrice evoca l'esistenza vissuta e la richiama nuovamente in vita, volgendo lo sguardo verso la libertà di raccontare il mondo, abbracciando con amore la nostra comune umanità. Ma ecco, non si deve nascere ai piedi dell'Etna per ascoltare e scoprire se stessi e gli altri, per pensare poeticamente la lingua dell'incontro e del dialogo, per essere solidali e partecipi di singole storie di vita che compongono la nostra umanità, educare a immaginare la comprensione per la condizione umana, incoraggiare un'etica della reciprocità e dell'incontro, riconoscersi in una nuova presenza poetica a se stessi e al mondo è un argine, ecco, contro lo straripare dei sentimenti di inadeguatezza, alimentati da profonde ansie e incertezze che non fanno altro che riaccendere e rinvigorire egoismi e valori securitari, l'indifferenza e l'essere indifferenti rispetto all'altro da sé. Nel pianto delle madri risiede il senso del nostro rapporto al mondo, il senso del tutto e della vita, il senso della nostra impotenza di fronte alla nostra comune condizione mortale e alla violenza del mondo. Nel pianto delle madri si alimenta la speranza di un legame etico con il mondo, con i valori umani benefici per la nostra umanità. Nel pianto delle madri, dei desaparecidos per i figli arrestati e assassinati dai regimi militari cileno e argentino, torturati e scaraventati da un aereo nell'oceano, nel pianto delle madri ebree, musulmane e cattoliche per i figli straziati da un conflitto infinito tra i muri della paura che dividono Israele e Palestina, nel pianto delle madri per i figli massacrati e arrestati dai militari cinesi nella piazza di Tiananmen, nella sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta dei cittadini, nel pianto delle madri per i figli ritrovati cadaveri o dispersi, sequestrati dalla gendarmeria turca e vittime della repressione politica, nel pianto delle madri per i figli morti o scomparsi, partiti per le esercitazioni militari e diventati carne da cannone nell'invasione russa in Ucraina, nel pianto delle madri ucraine per i figli vittime dei bombardamenti russi su civili inermi. Ho ammirato mia madre piangere, trascinato via in catene per tutto il pianto trattenuto e mai versato. Ho ammirato mia madre piangere dietro il vetro di un parlatoio in carcere, di un pianto singolare come gli eventi vissuti. Ho ammirato mia madre piangere costretto alle spade, di un pianto sommesso che sovrasta ogni altra cosa. Ho ammirato il pianto delle madri, di disertori ignoti e anonimi da un furgone per il trasporto dei detenuti, con gli occhi asciutti del pianto della speranza che desidera far cessare la sofferenza per tutti gli esseri viventi e sensibili. In questo pianto risiede un sentimento inatteso, profondo e impenetrabile, un sentimento amorevole per tutti i prigionieri e gli esuli, per i figli caduti in guerra, per i figli scomparsi per sempre. Grazie in questa ultima lettura che mi permetto di considerare come manifesto, ecco, della nostra operazione di quest'anno. Manifesto perché Orazio, con il suo Diario di un disertore,
il presidente ci ricorda che è possibile, attraverso la poesia, attraverso la parola, pensare l'impensato, dice lui, e cioè spiegare l'inspiegabile, probabilmente. Trovare fondamento nei valori che rischiano di essere sempre meno conosciuti e meno conoscibili, meno individuabili. E quindi ai piedi del vulcano, sì, è proprio così. Forse solo ai piedi di questo vulcano, del vostro vulcano, era possibile tracciare il sentiero di una nuova umanità attraverso la poesia e l'arte della scrittura.